I segnali positivi sicuramente, perché vedo molta più gente rispetto agli ultimi 2 Natali, e questo spero che sia preparatorio ad un rilancio vero dell'economia. Il fatto che ci sia l'intasamento del sabato e la domenica è un male necessario. È il primo bilancio che tracciano i commercianti, si annusa un'aria diversa, di certo di fiducia maggiore anche se le spese sono più contenute, senza dimenticare poi la corsa al regalo che si concentrerà più a partire da domani per gli inevitabili ritardatari. Anch'io ieri sono stato un visitatore di Treviso e anche un acquirente da alcune bancarelle che stavano dentro il mercatino, però credo servirebbe garantire una qualità un po' superiore rispetto all'offerta commerciale. È la nota fuori dal pentagramma di questa colonna sonora di quasi ripresa natalizia, cioè, lascia intendere il presidente Salvadori, i mercatini di Piazza Indipendenza e Piazza Signori non sono all'altezza della qualità che Treviso vuole e deve offrire. Perché se stiamo qualificando Treviso come il luogo delle grandi mostre, dei musei riaperti, del respiro culturale il più ampio possibile, beh allora dobbiamo essere coerenti su tutta la linea e per tutte le proposte.